Tutto è pronto per i saldi al via domani 5 gennaio. Fuori dai negozi i clienti prendono la mira, dentro i commercianti si preparano e sperano, fiduciosi come questi negozianti del centro di Treviso. Stiamo preparando, ci stiamo organizzando, Covid permettendo. Io sono anche convinta che si lavorerà, certamente, spese mirate. Nel secondo inverno di pandemia è però ancora l'incertezza a dominare previsioni e strategie incoraggianti all'inizio stagione, poi a dicembre un improvviso fermo. È stato anche bene fino a novembre, dicembre è stato un po' sotto, un po' così, sottotono, perché pensavamo di lavorare di più. Un po' meglio gli affari a Natale, anche perché rispetto al 2020 non c'è stata partita. Si sta parlando di un risultato positivo raffrontato ad un anno che era il disastro assoluto. E quindi l'atteggiamento per i saldi sarà, come è stato per i mesi precedenti, positivo. Appare comunque difficile, se non impossibile, replicare il successo dei saldi estivi. Il sentiment di tutti era diverso, mentre adesso comunque si sta parlando di dati che continuano a salire, di contagi che continuano a salire, quindi ci si aspetta comunque una frenata dal punto di vista psicologico più che dal punto di vista del portafoglio. Ecco, non è che manchino i soldini, ma manca la voglia di acquistare. Intorno ai 150 euro la spesa pro capite, secondo le stime nazionali. A incidere anche i rincari sull'energia e sui beni di consumo, che potrebbero raffreddare la propensione all'acquisto o addirittura incentivarlo, approfittando oggi del saldo prima di dover subire il rincaro di domani, anche sulla moda. Io ho sentito molti fornitori che hanno detto che il rincaro ovviamente delle materie prime, la lana piuttosto che il cotone, eccetera, subiranno dei rincari e quindi questo a valanga arriverà in tutta la filiera e quindi anche al pubblico finale, al cliente finale.